Allora, è una coppia, no, di sposini giovani, no, contadini, che dopo un anno e mezzo che gli è sposati, non ha ancora fioi e decide di andare da un ginecologo. Allora arriva in ambulatorio, lì a colloquio con questo ginecologo e comincia a fargli domande. Allora, disemi, ma la sera cosa facevo? Il Vardi la sera arrivo a casa dal campo, mi faccio la doccia, e ceniamo e dopo guardiamo un po' la televisione, e sedemo un basetto, un basin e dopo andiamo in letto. E la mattina, colazione? Ah, il Vardi la mattina veniamo su presto a far colazione. Facciamo colazione, dopo mi vado in stalla a dare da mangiare alle vacche, la moglie la va a dargli a mangiare le galline, ai madorini, e sedemo un basin e dopo parto vado sui campi. E l'ora di pranzo? Ah, vari l'ora di pranzo, vengo a casa dai campi e mangiamo dopo mangiare, facciamo un riposino, sedemo un basetto e dopo mi parto e vado a lavorare. Allora te vede che fa, signora, la se spoi e se metti sul lettino, se sdrai sul lettino. Che poi questa qua si spoglia nuda, completa, no? Lui che salta sopra là, e che da via una trombata, porco cane, un 10 minuti su e due, avanti in trio, col marito là che il guarda così. Con la finio, la gigolo. Ho capito? Ho visto come che si fa per perversioni. Questo bisogna farlo tutti i dì, così si fa per perversioni. Ah, la ringrazio tanto, grazie, giustamente utile, grazie, che dà la mano, paga, gli devo andare fuori, e il verge a porta e Dio, mi scusi dottor, mi dica, ma il passa lui per noi altri, per casa nostra, o dove vengono altri in laboratorio?